sta in via Genova, l'altra sta in via Campagna. Sono due soluzioni indipendenti. Buona giornata, no, non affidarti al tuo istinto, ma entra in Tecnored. Dopo la pesante sconfitta di mercoledì contro Desio, il Sustentus Sestu vuole ripartire quest'oggi, praticamente derby tra le squadre che dividono l'ultima piazza in classifica. Qui al Palamellano c'è Iseo, una partita che vado a presentare in compagnia di Nicola Massa, assistente di coach Marco Sassaro. Nicola, momento delicato, inutile nasconderlo, soprattutto dal punto di vista psicologico, lasciando da parte ovviamente il problema cronico praticamente degli infortuni. Momento delicato e inaspettato. Dopo la vittoria di Milano non ci aspettavamo di subire una sconfitta così pesante in uno scontro diretto, ci ha colto un po' tutti di sorpresa, ovviamente ci ha buttato un po' giù di morale, abbiamo provato a reagire tenendo conto anche degli infortuni. Speriamo oggi di fare decisamente meglio e di prendere una vittoria che ci aiuterebbe tantissimo sia in termini di classifica che in termini di morale. Abbiamo parlato degli infortuni, spiegaci un pochino qual è la situazione tra Graviano, Laguzzi, Pilo e tutti gli altri. Graviano ha avuto una sorta di stiramento, allungamento del muscolo, sta recuperando, ovviamente non è al 100%, l'ultima a Milano ha avuto un riacutizzarsi del problema, non è al massimo, ma anche lui sta stringendo i denti e sta cercando di darci tutto quello che può. Laguzzi ha un risentimento a un gluteo, è un po' affaticato, però è un ragazzo che non molla come tutti i ragazzi della squadra. Presentaci anche Iseo, squadra neopromossa come l'Accademia, ma non mancano anche gli elementi di esperienza, uno su tutti il capitano Acquaviva. Acquaviva, ottimo giocatore, si vede sia dalle percentuali, l'abbiamo ovviamente visto nei video delle loro partite, buon tiratore, esce dai blocchi, rapidissimo, un giocatore pulito, bravo tecnicamente, fisicamente buono, ovviamente lui da tenere d'occhio, ma sono una squadra un po' completa, tranne una partita credo che abbiano offerto buone prestazioni anche con squadre sulla carta blasonate. Amici di Directa Sport, un cordiale saluto dal Palamellano di Sestu, settima giornata di andata del campionato di Serie B maschile, girone B, spareggio salvezza praticamente tra Sustentus Sestu e Argom Iseo, sono le due squadre tra l'altro neopromosse che dividono il fondo della classifica con 2 punti all'attivo. Il Sustentu reduce, come sapete, dalla brutta sconfitta nel recupero di mercoledì contro Desio, 36-82 il punteggio finale, assolutamente eloquente, prova disastrosa dei Pirati che oggi però davanti al pubblico amico ancora una volta non possono sbagliare. Iseo anche lei a quota 2 punti, l'unico successo della stagione lo ha ottenuto contro la Tramarossa Vicenza, dunque una delle big di questo campionato. Le squadre sono già in campo agli ordini dei signori Mauro Davide Barbieri di Roma e Lanfranco Rubera, anche lui di Roma. Il quintetto scelto da coach Marco Sassaro è composto da Mauro Graviano in posizione di playmaker, assieme a lui ci sono Fabio Villani, Guillermo Laguzzi, Romeo Trionfo e Davide Varroni in questo momento in possesso del pallone con il tiro in allontanamento subito molto aggressivo. Il pivot genovese sblocca i Pirati. Dall'altra parte invece Iseo schiera in quintetto il numero 4 Andrea Leone, il numero 3 si tratta di Marco Azzole, il numero 15 Gianluigi Prestini, il numero 18 Stefano Scuratti e manca all'appello il numero 8 il capitano Alessandro Acquaviva. Circolazione buona qui per Iseo, il tiro però è sul primo ferro, Romeo Trionfo lascia scorrere il pallone, si accontenta della rimessa dal lato. 9 minuti 19 secondi al termine del primo quarto, 2-0 il punteggio con il Sustentu che deve cercare di smuoversi da quella impasse offensiva che l'ha portata a essere il peggiore attacco del girone B del campionato di Serie B, è il secondo peggiore di tutti e 4 i gironi della B dopo solo Monteroni che gioca invece nel girone
I segnali in questo inizio di partita, in questi primi 2 possessi offensivi sono, direi, assolutamente incoraggianti. Qui è arrivato il canestro di Romeo Trionfo, dall'altra parte Iseo prova a rispondere, il pallone dentro per la ricezione profonda di Scuratti, extra passaggio per mettere in ritmo il numero 8 Acquaviva, errore dalla lunga distanza, sale anche il livello dei decibel al Palamellano. La Guzzi ha provato la partenza, spalla a canestro contro Prestini, il tiro in allontanamento è sbagliato, rimbalzo conquistato dallo stesso Prestini che lancia in transizione Leone, ancora Leone che qui finisce per sfondare su Mauro Graviano, applaude ancora il Palamellano arrabbiato in panchina. Invece coach Matteo Mazzoli, tecnico di Iseo, palla recuperata dal Sustento, avanti sul punteggio di 4-0, 8 minuti 25 secondi per chiudere il primo quarto. Iseo, dicevamo in precedenza, una sola vittoria e reduce dal netto KO sul campo di 195-69 il punteggio finale. Non sono bastati 15 punti di Leone e i 12 di Veronesi. Possesso Sustentu con Mauro Graviano in punta, ancora Graviano in mezzo alle gambe, Leone in ritardo, qui colpisce sul braccio il giocatore del Sustentu, anzi lo colpisce sul volto, rimane a terra dolorante. Mauro Graviano potrà comunque usufruire di una rimessa dal lato. Primo cambio della partita, lo esegue coach Mazzoli, richiamato in panchina Leone sul parquet. C'è invece il numero 14, si tratta di Andrea Saresera, play guardia classe 1991. Tutto pronto per la ripresa del gioco, qualche problema a dire il vero per Mauro Graviano che deve già abbandonare il campo. Abbiamo già parlato in sede di presentazione della partita con l'assistant coach di Marco Sassaro, Nicola Massa, dei suoi problemi a livello muscolare. Non ci voleva quest'altro piccolo problema, stavolta al volto per il play del Sustento, sostituito in campo da Luigi Cabriolu. Romeo Trionfo, spalle a canestro, qui infrazione di doppio palleggio, aveva già messo palla per terra secondo gli arbitri l'ex giocatore di Montegranaro, allora palla persa dal Sustento, però ancora con energia entrando in questa partita. Acquaviva dopo il blocco di Prestini, perde però palla, allora lanciato in contropiede, 2 contro 1, Romeo Trionfo vuole fare tutto da solo, mano sinistra, sbaglia l'appoggio a canestro, lotta a rimbalzo, Cabriolu con energia va a spendere il fallo, non si capacita della decisione arbitrale, ma applaudono tutti, applaude anche coach Marco Sassaro in panchina, e questo l'atteggiamento giusto per ripartire dopo la brutta batosta di mercoledì. Rimessa dal fondo per Iseo, 4-0, sempre il punteggio in favore del Sustentu, 7:51 invece per chiudere il primo quarto. Rimessa dal fondo di cui si incarica Prestini, la pressione allungata qui dal Sustentu con Luigi Cabriolu che va a prendere lontano da canestro Saresera, ancora Saresera con la mano sinistra, buono il passaggio fuori per Azzola, Azzola attende l'uscita dai blocchi a sua volta da parte di Alessandro Acquaviva, spalle a canestro, c'è ancora il numero 15 Prestini, ora Acquaviva da distanza siderale, non trova ancora la via del canestro, ottimo tagliafuori per la Guzzi, poi la partenza della transizione da parte del Sustentu con Fabio Villani, vuole palla in post Davide Varrone, gioca l'1 contro 1 Varrone, non trova lo spazio, pallone a metà ricevuto dalla Guzzi, poi Cabriolu con il gioco a 2 con la Guzzi, alza la palla per la Guzzi, extra pass per Varrone, il tiro dall'angolo lo può mettere ma stavolta lo sbaglia l'ex giocatore di Martina Franca, contropiede di Iseo, si tuffa Fabio Villani a mo' di Gigi Buffon, quasi mani aperte, devia il pallone oltre la linea laterale. E questo il Fabio Villani che conosciamo, sempre 4-0 Sustentu, 7 minuti 4 secondi la carica agonistica del capitano. Intanto esce dallo spogliatoio il medico del Sustentu, vediamo anche Mauro Graviano che guadagna nuovamente la panchina, non sembra essere nulla di grave per lui, qui portato spalle a canestro Cabriolu, però le mani lestissime della difesa del Sustentu propiziano un altro recupero perfezionato da Guillermo Laguzzi, chiama lo schema Cabriolu, ora faticano a recepire immediatamente la chiamata i compagni, parte l'attacco del Sustentu stavolta con Romeo Trionfo, sale e riceve Gigi Cabriolu, il pallone poi per Villani, 6 secondi per il tiro, lo prende Villani, lo sbaglia, rimbalzo di Prestini e poi parte ancora Iseo, stavolta con il numero 14 Saresera in cabina di regia al posto di Leone in questo inizio di partita. Acquaviva vuole il blocco di Scuratti e poi la palla ancora per Saresera, mano sinistra per Saresera, prova a circumnavigare l'area, lo scarico in un angolo per il tiro da 3 punti
preso e sbagliato ancora da Azzola, rimbalzo di Cabriolu, tutto il campo ad ampie falcate, decide poi saggiamente di fermarsi e di attendere l'arrivo dei compagni. Ora chiamato lo schema, Trionfo con la mano sinistra, Azzola va a prenderlo in consegna, il pallone che circola sul perimetro, Villani, bel taglio di Trionfo, 1 contro 1, spalle a canestro per Trionfo, tiro in allontanamento, a segno Romeo Trionfo, 6-0 su Stentu, inizio di partita molto importante per i Pirati, che ancora non hanno concesso punti ai propri avversari quando stiamo per arrivare alla metà di questo primo quarto. Azzola lo scarico per Scuratti, a rischio infrazione di passi a mio avviso, qui riesce comunque a recuperare il rimbalzo Iseo Acquaviva, la finta, Trionfo tocca il pallone e recupera ancora. Gran difesa da parte del Sustentu, 5-26 per chiudere il primo quarto e ancora Iseo non ha segnato. Doppio cambio per coach Marco Sassaro in campo, rientra Mauro Graviano, assieme a lui anche Mirko Pilo, che è il miglior realizzatore del Sustentu a questo punto della stagione con 13 punti di media. Rimessa da zona difensiva per il Sustentu, un cerotto sullo zigomo praticamente di Mauro Graviano, un taglio evidentemente per lui. Graviano ha già ricevuto il pallone, chiamato lo schema, la pressione difensiva da parte del numero 14 Saresera, poi Laguzzi ancora per Graviano, prova a mettere in ritmo Trionfo, la finta di Trionfo, la partenza in palleggio non abbocca Azzola, allora si continua a far circolare sul perimetro con pazienza. Mirko Pilo in possesso del pallone, non trova lo spazio, si prende un tiro cadendo all'indietro che per poco non entra, ma lotta molto bene al rimbalzo Davide Varrone, che si guadagna il fallo della difesa, ruggito del Palamellano. Davide Varrone è in partita, così come tutti i Pirati, aggressivo, cattivo, sotto le planche dall'alto dei suoi 2,12 m, il centro genovese, che ora avrà a disposizione 2 tiri liberi per cercare ancora di allungare questo parziale iniziale importantissimo del Sustentu. Ancora a segno Varrone con il primo libero e il terzo punto della sua partita, 4 invece per Trionfo per il Sustentu, 2 su 2, mano educata per Davide Varrone. 8-0 Sustentu, inizio di partita ottimo per i Pirati, che devono proseguire su questa falsariga. Il gioco a 2 tra Azzola e il compagno Saresera, tiro dalla lunga distanza ancora errato però per Iseo, che non si riesce a sbloccare in questa partita. Pilo in possesso del pallone, Saresera su di lui, il gioco a 2 con Laguzzi, prova a tagliare Varrone, non riceve, liberato però lo spazio nel pitturato per l'1 contro 1 di Guillermo Nicolas Laguzzi. 10-0 Sustentu, la panchina dei bianco-blu è in tripudio. 4:33 al termine del primo quarto, più 10 per i Pirati. Time out chiamato da coach Mazzoli. Si torna a giocare al Palamellano, Saresera in possesso del pallone, Iseo cerca disperatamente di trovare i primi punti in questa partita, ricezione per Scuratti e poi ancora Acquaviva, la finta, poi si va a spalle a canestro dove c'è ancora Azzola, il pallone in angolo per Prestini, tiro difficile, riesce finalmente a stappare il canestro Iseo con questa conclusione che era da 2 punti da parte di Gianluigi Prestini, uno dei migliori marcatori nelle fila di Iseo. 11,5 punti di media fino a questo momento, così come il compagno Andrea Leone. Sale in punta per ricevere il consegnato di Pilo, Mauro Graviano ora accoppiato con Saresera, Trionfo, il blocco di Laguzzi, bel gioco a 2 qui che per poco non si concretizza, il pallone che poi schizza nelle mani di Davide Varrone, che si deve prendere un piazzato difficile dall'angolo, lo sbaglia. Gioco fermo perché c'è un cambio nelle fila di Iseo, esce Azzola ed entra con la canotta numero 20 Diego Crescini. Fischio arbitrale, cambio anche per il Sustentu, esce Romeo Trionfo, protagonista di un inizio di partita davvero importante. Al suo posto c'è Nicola Elia. Romeo Trionfo 4 punti, 2 su 2 dal campo fino a questo momento. Il gioco che riprende, ancora Saresera dal palleggio, Mauro Graviano prova a metterci il fisico, il pick and roll con Prestini che poi fa saltare sulla finta Laguzzi, ancora Prestini che riesce a trovare altri 2 punti nell'1 contro 1 con Guillermo Laguzzi. 4 punti in fila allora per Prestini, che cerca di suonare la carica nelle fila di Iseo. Il Sustentu deve proseguire con ritmo, con energia, con aggressività in questa partita. Qui di aggressività ce ne mette forse anche troppa Crescini sul possesso di Nicolelia, il fallo che poi viene combinato a Stefano Scuratti, pivot classe 1994
di Iseo. Rimessa dal lato, Iseo l'abbiamo già ricordato in più di una circostanza nel corso di questa telecronaca, è formazione neopromossa così come i Pirati, e quello di oggi rappresenta quasi uno spareggio salvezza, possiamo così chiamarlo, anche se ovviamente siamo solo nelle battute iniziali di questa stagione. Qui Varrone col semigancio dopo che Mauro Graviano aveva rischiato grosso per cercare di fornirgli questo assist. Palla persa dall'altra parte anche da parte di Iseo, 3 minuti 1 secondo al termine del primo quarto. Altro cambio per coach Mazzoli che dà fondo a tutta la propria rotazione. Ora sul parquet c'è anche il numero 22 Gianluca Giorgi, ala centro, classe 1995. Pressione sulla rimessa del Sustentu, Laguzzi deve portare palla, deve anche cercare di evitare rischi il più possibile. Qui pasticcia un po' con Graviano, arriva la palla persa dal Sustentu che ha iniziato bene, non deve però lasciarsi prendere dal panico alle primissime difficoltà. Anche mercoledì contro Desio, a dire il vero, i Pirati avevano iniziato bene la partita pur non trovando con continuità la via del canestro. L'approccio però non era stato male per il Sustentu, che poi ha perso fiducia e è scivolato irrimediabilmente sotto nel punteggio. Quel possesso di Iseo con il tiro dalla lunga sbagliato da Acquaviva, che non riesce a iscriversi al tabellino di questa partita. Qui il crossover di Graviano che va dentro, la stoppata di Crescini che è irregolare. Allora Mauro Graviano potrà andare in lunetta con 2 liberi per cercare ancora di trovare dei punti dalla lunetta, in particolare per il playmaker del Sustentu, che nel corso di questa stagione sta viaggiando a 2,8 punti di media, ma sono cifre molto poco indicative visto e considerato tutto il carico di infortuni che ha dovuto subire il playmaker del Sustentu. Anche coach Marco Sassaro nel frattempo ha eseguito un cambio, è uscito Davide Varrone, è entrato sul parquet invece Mauro Passaretti con la canotta numero 18. Mauro Passaretti, ottimo il suo apporto, in particolare nelle sfide contro Crema e Milano. A Milano una settimana fa, domenica scorsa, è arrivata la prima dolcissima vittoria in Serie B del Sustentu. Qui 2 su 2 per Graviano, 12-4 ripristinato allora il più 8 per il Sustentu. Esce Graviano che deve centellinarsi dal punto di vista dell'impiego e del dispendio di forze, considerati i suoi infortuni. Rimessa per Iseo, qui velocissimo Saresera, cede poi il pallone all'indirizzo di Crescini, il blocco su di lui da parte di Giorgi e poi fischio lontano dalla palla, fallo di Nicolelia che aveva un accoppiamento difficile con Gianluca Giorgi, ala centro, che prendeva posizione vicino a canestro. Rimessa dal lato per Iseo. Prima però ci sarà un time out, a chiamarlo è stato coach Marco Sassaro, tecnico dell'Accademia. Rimessa dal fondo per Iseo in uscita dal time out. Saresera in possesso del pallone, sale e riceve Crescini dall'altra parte, fuori dai blocchi. Acquaviva tiene bene però Mirko Pilo. Allora la partenza 1 contro 1 ancora di Prestini, che stavolta però sbaglia. Passaretti non riesce a conquistare il rimbalzo, allora extra possesso per Iseo. Ancora la partenza di Prestini contro Laguzzi, usa in maniera abbastanza sospettosa il braccio esterno, poi c'era anche forse una infrazione di passi. Altro extra possesso per Iseo che prova a far salire il livello di fisicità dell'incontro. Qui ottimo gioco a 2 per mandare sotto canestro Giorgi che però sbaglia un comodo layup. A dire il vero anche l'intervento, il recupero difensivo da parte del Sustentu gli ha reso la vita complicata. Sustentu che attacca dall'altra parte con Mirko Pilo, prova a uscire dai blocchi. Villani che riceve in questo istante, accoppiato con Saresera, prova la partenza in palleggio, non trova il corridoio di penetrazione, si propone Laguzzi che aveva un buono spazio per provare il tiro, poi l'errore dalla lunga distanza ancora per il Sustentu. Qui Prestini ferma il palleggio, va a spalle a canestro con Giorgi, ci mette una mano Laguzzi, perfezione il recupero Fabio Villani che poi da terra riesce a servire Nicola Elia, applaude giustamente tutto il Palamellano per questo altro prodigio difensivo da parte del capitano che qui rischia di perdere la maniglia. Pilo, la partenza in palleggio, blocco di Laguzzi che poi rolla dentro, non riceve Laguzzi, riceve invece Fabio Villani, il tiro dopo la virata appoggiato al vetro, va dentro, esulta Fabio Villani, esulta il Palamellano, più 10 Sustentu a 40 secondi dal termine del primo quarto. Saresera dal palleggio,
accoppiato con Villani, poi il pallone che circola ancora sul perimetro per Acquaviva, dentro per Prestini, un po' in ritardo qui la Guzzi e punisce subito Prestini, gran mano per il giocatore di Iseo. Prestini, uno dei confermati rispetto alla vittoriosa stagione in Serie C per Iseo. Vediamo come risponde il Sustentu, che si affida alle mani di Nicolelia. 10 secondi per il tiro, la Guzzi, fallo evidente da parte di Giorgi e allora potrà andare in lunetta con 2 liberi il giocatore del Sustentu, classe 1982, a 34 anni ha esordito in Serie B, ma ha esordito facendo vedere subito cose importanti. Intanto doppio cambio, da una parte esce il numero 8 Acquaviva, dentro il numero 16 Veronesi, esce anche Passaretti e torna in campo Davide Varrone. Sì, si tratta di Davide Varrone, giocatore in maglia numero 42, dicevamo di Laguzzi, giocatore argentino di nascita, arriva dalla provincia di Cordova. Quest'anno si sta segnalando come uno dei migliori rimbalzisti del girone, è il terzo a quota 8,7 alle spalle di alcuni mostri sacri a livello di pivot ovviamente nel girone. La Guzzi che ha segnato il primo libero e qui sbaglia invece il secondo col rimbalzo di Prestini. 7 secondi per l'attacco di Iseo, vediamo come sfrutta questa azione. Qui c'è un ottimo corridoio centrale, Prestini però non ne approfitta, voleva una stoppata irregolare, lascia partire la preghiera Nicolelia che per poco non fa venire giù il Palamellano. Sono comunque convinti gli applausi del pubblico sestese. Al termine del primo quarto il Sustentu è avanti di 9 lunghezze sul basket Iseo col punteggio di 15-6. Inizia il secondo quarto al Palamellano. Crescini, Saresera, Prestini, Giorgi e il numero 16 Veronesi, e questo è il quintetto di Iseo. Dall'altra parte Villani, Pilo, Passaretti, Elia e Trionfo qui messo in ritmo per il tiro da 3 punti mandato a segno con Crescini. Crescini a segno con i primi 3 punti della sua partita, allora accorcia sul 9-15, meno 6 Iseo. Crescini che è il giocatore che recupera più palloni di tutto il girone B, 2,8 a partita per lui. Seguiamo l'attacco del Sustentu, Mirko Pilo, lo scarico fuori per Nicolelia, non ha lo spazio per la tripla. Il fallo di Veronesi che era leggermente in ritardo sulla partenza di Nicolelia, rimessa dal lato allora per i Pirati che cercano di rispondere alla tripla mandata a segno in precedenza da Iseo con Crescini, rimessa dal lato di cui si incarica Mirko Pilo. Attende l'uscita dai blocchi di Nicolelia che riceve in questo istante. Nicolelia dal palleggio affrontato da Prestini, si va da Romeo Trionfo, il tiro sul secondo ferro, si disturbano quasi a rimbalzo Crescini e il numero 16 Veronesi, anzi si trattava di Giorgi. Poi il possesso di Iseo con questa lacrima alla Navarro mandata per aria dal numero 20 Crescini. Il fallo sul tiro di Crescini che potrà andare in lunetta con 2 liberi. Diego Crescini, playmaker classe 1989, sta realizzando fino a questo momento 4,7 punti di media. Cambio per il Sustentu, esce Passaretti e torna in campo Ghiscermo Laguzzi, 3 punti fino a questo momento nella sua partita. Crescini in lunetta realizza il primo. Parziale allora aperto per Iseo con Crescini, prima la tripla e poi 1 su 2 i liberi, ma c'è il rimbalzo di Giorgi che sbaglia, recupera poi ancora Crescini, allora diventano 6 punti in fila per Crescini. Qui il Sustentu non deve perdere la testa, deve mantenere lucidità. La finta di Pilo molto bene qui, Mirko Pilo che elude l'intervento dell'avversario con la finta e riesce a mandare a segno il canestro del più 5. Sustentu 17-12 dopo questo parziale di 6-0 interamente firmato da Crescini. Entrando nel secondo quarto attacca bene Iseo, ma il Sustentu è presente in difesa. Qui Villani disturba e non poco Crescini che è costretto a sbagliare il tiro da 3 punti. Pilo ha recuperato il rimbalzo, poi si addormenta un po' sul pallone la guardia sassarese, allora recupera Iseo. Crescini con spazio da 3 punti a segno, ancora Crescini
che realizza così il 9° punto del suo secondo quarto stellare dunque per il giocatore di Iseo che si riaffaccia sul -2, 15-17, già momento di cruciale importanza ora per il Sustentu, che deve assolutamente reagire, non deve farsi riprendere da Iseo. Qui passi evidenti per Giorgi che si dispera, evidentemente ha perso per un attimo il controllo del corpo, viene mandato al diavolo dal suo allenatore che gli dice: guarda che hai fatto passi tutta la vita. L'arbitro ha ragione, lo rispedisce in panchina con Giorgi che continua a protestare adesso, oltre che con gli arbitri, anche con il suo allenatore. Scena abbastanza divertente. 7:43 per chiudere il secondo quarto, sempre +2 Sustentu, 17-15. Ora Nicolelia fa circolare per Romeo Trionfo, Fabio Villani in possesso del pallone, attende l'uscita dai blocchi di Mauro Graviano, mano sinistra per Graviano, fuori per Nicolelia, da 3 punti Nicola Elia, +5 Sustentu, 20-15. È tornato in campo Leone per Iseo, che qui va a cercare in angolo Veronesi. Buona la partenza di Veronesi contro Laguzzi, che però ci mette la stoppata e parte in contropiede. Villani che prova a pescare il taglio di Laguzzi, non riesce ad afferrare il pallone Laguzzi, ma era una buona idea questa per il Sustentu. Applaude ancora il pubblico. 7 minuti 7 secondi per andare al riposo lungo, sempre +5 per i Pirati sul 20-15. Leone per Prestini e poi ancora circolazione perimetrale per Crescini. Veronesi, ancora un tiro dall'angolo, ancora una mattonata per lui, recupera il rimbalzo Fabio Villani per il Sustentu. Ancora Fabio Villani a lavorare sul blocco di Laguzzi, che poi rolla dentro, segna con il fallo Guillermo Laguzzi, torna sul +7. Il Sustentu avrà la possibilità di allungare ulteriormente dalla lunetta, ancora con Laguzzi. Iseo in difficoltà, ricorre al cambio, tornerà sul parquet Azzola con la canotta numero 3, in difficoltà Veronesi, che infatti esce dopo 2 errori importanti, e torna sul parquet anche il numero 14 Saresera nelle fila di Iseo. Tutto pronto per l'esecuzione del tiro libero da parte di Guillermo Laguzzi, fino a questo momento a segno con 8,2 punti di media, a cui sta aggiungendo, come abbiamo detto in precedenza, anche 8,7 rimbalzi. Qui potrà andare a cercare di trasformare questo libero con la sua mano mancina il Palamellano in silenzio per favorire la sua concentrazione. Laguzzi che trasforma anche il libero, allora +8 Sustentu sul 23-15. Leone che chiama lo schema, riceve lontano da canestro Scuratti, anche lui tornato in campo nelle fila di Iseo. Ottimo qui il passaggio sotto per il numero 14 Saresera, fermato dal fallo di Romeo Trionfo. Qui un disguido in zona difensiva con Nicolelia, vanno a spiegarsi i due mentre si prepara Andrea Saresera per andare a eseguire i suoi tiri liberi. Saresera fino a questo momento senza punti dal campo, realizza però il primo libero, allora muove anche il suo tabellino personale. 16-23, errore col secondo libero da parte di Saresera, rimbalzo di Laguzzi che si è fatto male per un solo istante però alla mano sinistra. Qui infatti va subito a servire un grande assist con la mano sinistra ancora per Romeo Trionfo. 25-16 per il Sustentu, che torna dunque sul +9. Attacca Iseo, che qui andava per la ricezione profonda di Scuratti, ancora magistrale intervento difensivo di Laguzzi, qui scarico di Graviano e poi extra passaggio di Villani, ancora per Laguzzi, ancora canestro, esulta il Palamellano, entra in campo anche coach Sassaro. 27-16 +11 in favore del Sustentu. Coach Mazzoli costretto al time out ancora una volta. Si torna a giocare dopo il time out. Iseo che gestisce il pallone con Leone, Leone che lavora sul blocco di Azzola, poi si prende il tiro da 3 punti molto corto però
da parte sua, recupera il rimbalzo dopo un buon taglia fuori Romeo Trionfo. Fabio Villani ora dall'altra parte prova a correre, deve però fermarsi, il pallone in punta per Trionfo, la partenza in palleggio con la mano sinistra, non c'è fallo, palla persa, contropiede di Iseo con Crescini da 3 punti, inarrestabile Diego Crescini, che sale così a 10 punti segnati nel corso della sua partita. Trionfo, spalle a canestro, qui c'è il fallo commesso da Saresera. Romeo Trionfo, che sta avendo possessi importanti anche spalle a canestro, può andare a giocare l'1 contro 1 anche in quella posizione. Qui convinto col movimento di potenza a mettere in difficoltà il suo marcatore. Rimessa dal fondo per il Sustentu con il pallone per Guillermo Laguzzi, accoppiato con Prestini, si torna da Mauro Graviano, esce dai blocchi Villani che si prende subito il tiro, secondo ferro, tocca solamente Trionfo a rimbalzo, poi c'è Leone, arresto e tiro per Leone, cortissimo il pallone che rimane lì, lo recupera Crescini, ancora una tripla per Crescini, stavolta cortissima, e allora il Sustentu che stavolta può tornare in attacco senza danni. Mauro Graviano a gestire il pallone, ancora spalle a canestro da Trionfo, 1 contro 1 con Saresera, il movimento magistrale di Romeo Trionfo, più 10 Sustentu, 29-19. Si alza in tutta fretta dalla panchina Mirko Pilo, che sta per tornare in campo mentre attacca Iseo con Azzola. Qui il pallone ancora recuperato da Mauro Graviano che lancia in contropiede Nicola Elia, intervento con il piede da parte della difesa di Iseo, rimessa dal fondo per il Sustentu, cambio, esce Azzola, torna sul parquet Acquaviva e cambio anche per il Sustentu, esce Elia e torna, come avevamo preannunciato poco fa, Mirko Pilo. 4:33 per chiudere il secondo quarto, più 10 Sustentu, 29-19, la rimessa in gioco eseguita per Laguzzi, poi Mauro Graviano accoppiato con Leone, il pallone che circola ancora con Fabio Villani e poi Mauro Graviano. Mirko Pilo ancora per la ricezione, spalle a canestro di Trionfo, sempre accoppiato con Saresera, il pallone per Pilo da 3 punti, sfortunatissimo qui Mirko Pilo, il pallone che era praticamente già entrato, aveva già urlato alla tripla il palamellano. Crescini allora può gestire il pallone in casa Iseo. Crescini davvero un fattore in questo secondo quarto, Acquaviva mette in ritmo Iseo, ottima la finta con il corpo da parte di Iseo che si prende il pitturato e va a realizzare il canestro del -8. Ora Iseo sul 29-21, 3:50 per chiudere il secondo quarto. Graviano con tutta la sua forza fisica prende il corridoio di penetrazione con la mano destra e torna sul più 10 il Sustentu, 21-31. Dall'altra parte Leone vuole dimostrare di essere un giocatore di 1 contro 1, fa tutto da solo, si prende il fallo della difesa a 3 minuti e 39 secondi dal termine del primo tempo. Rimessa dal lato allora per la formazione bresciana, sotto ancora di 10 lunghezze, vuole palla per un attimo, spalle a canestro Leone che poi viene convinto a tornare in punta, preso in consegna da Trionfo, poi c'è la stoppata di Laguzzi su Acquaviva, recupera però Iseo, attenzione al tiro da 3 punti di Saresera che sbaglia, sfortunato anche Saresera, ma c'è Prestini a rimbalzo che corregge e regala il 23esimo punto della partita a Iseo. Chiamato lo schema 2 qui da parte di Mauro Graviano, il pallone di ritorno di Romeo Trionfo, poi c'è ancora Mirko Pilo accoppiato con Acquaviva, vediamo se lo attacca dal palleggio, c'è il blocco di Trionfo che poi taglia dentro, Laguzzi si prende il tiro dalla media, sfortunato anche l'argentino, rimbalzo già recuperato da Crescini che torna in zona offensiva contro Villani che gli sradica il pallone dalle mani, contropiede di Villani, il pallone per Graviano che cerca di andare dentro in ritardo, ancora Leone, fallo della difesa, applaude ancora tutta la panchina del Sustentu, ancora la giocata di cuore di anche tecnica difensiva del capitano Fabio Villani. Andiamo a vedere anche le sue statistiche, 2 punti finora, 2 assist. Non ci è dato sapere il conto dei recuperi di palla fino a questo momento, ma sono almeno 3 per il giocatore in canotta numero 11 del Sustentu. 23-31 il vantaggio dei pirati. Fabio Villani ancora in possesso del pallone sul blocco di Laguzzi che gli crea lo spazio per il tiro, preferisce però andare da Trionfo, qui si crea lo spazio per andare spalle a canestro Laguzzi che poi è riuscito a dare un pallone per Villani, errore nell'attacco del Sustentu, ancora Saresera che qui
rischia ancora sulla pressione di Villani, stavolta è falloso l'intervento difensivo del giocatore del Sustentu, guarda verso la sua panchina coach Sassaro, non ci sono cambi all'orizzonte, secondo fallo invece della partita di Fabio Villani, 2:31 per chiudere il secondo quarto, rimessa dal lato eseguita da Veronesi all'indirizzo di Crescini, ancora Crescini con la mano destra controllato da Triofo, sale in punta Acquaviva che fa circolare a sua volta all'indirizzo del numero 14 Saresera, poi Prestini con un tiro difficile, è sbagliato, lotta bene al rimbalzo Iseo con Veronesi che non si prende il tiro, qui ancora Villani forte su Crescini, deve stare attento però a non commettere il suo terzo fallo. Villani concesso troppo spazio per il tiro da 3 punti qui di Prestini con gran mano dalla lunga distanza. Prestini a segno con l'11° punto della sua partita. Dall'altra parte blocco di Laguzzi per Villani, si sposta in maniera irregolare Veronesi, secondo fallo anche per lui, cambio per il Sustentu, Nicola Elia è pronto a tornare in campo, esce Graviano che è protagonista di queste brevi apparizioni in campo durante le quali cerca di dare veramente tutto, poi torna a riposare, deve amministrarsi dal punto di vista fisico il giocatore del Sustentu. Intanto c'è un viaggio in lunetta per Villani, quello commesso in precedenza era il quinto fallo di squadra da parte di Iseo. Allora Villani realizza il primo tiro a cronometro fermo, 32-26, ancora Villani in lunetta, 1 su 2 per lui. 1:50 prima dell'intervallo lungo, Iseo in possesso del pallone con Veronesi, ancora Veronesi con la mano sinistra cerca uno scarico, lo trova dalle parti di Saresera, la finta che non è però buona di Saresera, è una partenza viziata da un'infrazione di passi la sua. Se ne accorge il signor Barbieri di Roma, che dunque comanda la rimessa dal lato in favore del Sustentu, con Villani che riceve la rimessa di trionfo. Villani ora con l'uscita di Graviano è chiamato ad agire in regia nelle fila dell'Accademia. Il taglio lungo la linea di fondo di Pilo che però non può ricevere, va dentro a una velocità impressionante. Villani che qui è sfortunato, non riesce a trovare i 2 punti. Dall'altra parte Crescini, la finta per far saltare Laguzzi che poi arriva alla stoppata però evidentemente irregolare, fallo del giocatore argentino sul 32-26, quinto fallo di squadra anche per il Sustentu e dunque liberi per Crescini. 10 punti finora, lo scout recita 1 su 2 da 2, 2 su 2 da 3, 2 su 3 invece ai liberi, con un assist, cambio con Laguzzi che esce per il Sustentu, torna Mauro Passaretti, quello commesso pochi istanti fa, dovrebbe essere il secondo fallo di Guillermo Laguzzi. Tanto c'è Crescini in lunetta per Iseo a 1:20 dal termine del secondo quarto, canestro col secondo libero, 28-32, qui palla quasi intercettata da Iseo, deve uscire fuori da questa pressione. Sustentu lo fa bene con Nicola Elia che segna con il fallo, ancora Sant'Elia, canestro del +6, 34-28, l'esperienza ma anche la prestanza fisica di Nicola Elia che realizza con il fallo che dovrebbe essere stato commesso da Acquaviva che qui va a discutere con Prestini, non si erano capiti in precedenza i due. Nicola Elia prova a trovare la concentrazione per il libero aggiuntivo, lo manda a segno, +7 Sustentu, 35-28. Allora ancora i pirati avanti nel corso di questa partita, sempre in testa i bianco-blu. Qui Crescini, la finta per far saltare Trionfo che evita il fallo, induce anche all'errore il suo avversario. Villani dall'altra parte a tutta velocità, taglia dentro Passaretti, gran palla di Villani e realizza Mauro Passaretti. Che palla di Fabio Villani, un assist col contagiri come si dice in questi casi. Vediamo come risponde Iseo, sotto ancora sul punteggio di 37-28. Qui la palla per Prestini, gran giro dorsale di Prestini su Nicola Elia e poi Crescini dall'angolo, errore, lotta a rimbalzo, trionfo, il pallone che non può essere però recuperato da Nicola Elia che va a spendere il fallo a 28 secondi dal termine del secondo quarto.
indicazioni di coach Sassaro in panchina, secondo fallo per Nicola Elia e ovviamente viaggio in lunetta per Crescini, 12 punti finora per lui, 2 su 2 nella sua precedente gita in lunetta, segna anche questo libero. Nicola Elia nel frattempo a dare indicazioni a Mirko Pilo, ancora una chance a cronometro fermo per Crescini, 2 su 2 e allora accorcia sul -7 ancora Iseo, 37-30, 25 secondi al termine del secondo quarto di gioco. Veronesi qui va a prendere in consegna Fabio Villani, il pallone per Trionfo e ancora Villani a ricevere il pallone, a farlo circolare in punta per Nicola Elia, qui non riesce a trovare il canestro Nicola Elia, bello il rimbalzo di Saresera, Prestini porta il pallone in zona d'attacco, 5 secondi per Iseo, palla persa però da Acquaviva sulla gran pressione difensiva di Mirko Pilo, time out in campo, a chiamarlo è stato il tecnico del Sustentu Marco Sassaro. 3 secondi, 9 decimi, c'è lo spazio per costruire un ultimo tiro, il Sustentu che va da Graviano, il tiro sulla sirena che però non trova il canestro, ci sono però gli applausi per i Pirati al termine della prima metà di gara, +7, 37-30, gran partita finora del Sustentu, un'occhiata alle statistiche, 14 punti per Crescini, top scorer del match nelle fila del Sustentu, sono invece 8 i punti di Trionfo, 6 a testa invece per Elia e Laguzzi. Riprende il gioco al Palamellano, +7 Sustentu, 37-30, intanto un dato per evidenziare quanto di buono fatto nel corso del primo tempo dai Pirati, 37 punti come abbiamo detto, un punto in più, ovvero rispetto a quelli realizzati mercoledì in tutto l'arco della partita, 36 furono in quel caso nella partita contro Desio. Ha già segnato un punto in più il Sustentu che qui potrà andare sul +10 perché ci sono 3 liberi per Romeo Trionfo. Fallo sul tiro da 3 punti del giocatore nativo di Mesagne in provincia di Brindisi. Allora il primo è andato dentro, va dentro anche il secondo, +8, anzi +9 ovviamente Sustentu, 39-30, ancora una chance per Meo Trionfo, 3 su 3, +10, 40-30, Iseo che è tornata in parità nel corso del secondo quarto, soprattutto sull'onda di quella grande sfuriata offensiva da parte di Diego Crescini, ma che poi ha subito un nuovo ritorno dei Pirati, ora in vantaggio come detto in doppia cifra. Qui c'è il fallo di Laguzzi, attenzione perché è il secondo, anzi terzo purtroppo per il Sustentu, terzo fallo di Laguzzi che deve stare attento a questo punto della partita. Riepiloghiamo anche i quintetti in campo: Acquaviva, Saresera, Prestini, Scuratti e Crescini per Iseo. Qui si prende il tiro da 3 punti e lo sbaglia Acquaviva, giocatore che ha punti nelle mani ma che nel corso di questo match è ancora fermo al palo con 0 punti, dicevamo, del quintetto del Sustentu con Graviano, Laguzzi, Trionfo, Villani e Varrone. 1 contro 1 di Laguzzi con la mano sinistra, stavolta non riesce a realizzare il giocatore nativo di Hernando. Allora dall'altra parte Saresera che ha già servito Scuratti fa circolare a sua volta per Acquaviva, poi si va a spalle a canestro per l'accoppiamento vantaggioso di Saresera con Graviano, tiro da 3 punti per Prestini, spuntato dal ferro, rimbalzo controllato da Varrone, poi il Sustentu che riparte affidandosi alle mani del suo playmaker Mauro Graviano, chiamato lo schema 3, passaggio consegnato per Laguzzi che a sua volta va da Fabio Villani, vuole palla, spalle a canestro Romeo Trionfo contro Crescini, il tiro sbagliato però da parte di Trionfo, riesce ad arpionare questo pallone Prestini e poi Saresera che fa partire una nuova trama offensiva per Iseo con l'uscita dei blocchi di Acquaviva che non riesce ancora a sbloccarsi, perso completamente a rimbalzo Prestini che realizza il canestro del -8. Iseo sul 32-48-15 per chiudere il terzo quarto di gioco al Palamellano. Mauro Graviano, mano sinistra, prova a prendere il centro dell'area sul pallone, secondo gli arbitri l'intervento di Scuratti, palla persa dal Sustentu, cambio finalmente
si può eseguire la sostituzione tra Passaretti e Laguzzi. Laguzzi, lo ricordiamo, gravato di 3 falli nel corso di questa partita. Laguzzi importantissimo, 6 punti, ma tanta difesa nella sua partita. Iseo in attacco con Acquaviva a spalle a canestro, c'è Prestini, la partenza contro Passaretti, può batterlo 1 contro 1 ma tiene molto bene ancora Mauro Passaretti, che sta dando tanto nel corso di questa stagione al Sustetu. Qui prova a spezzare il raddoppio Graviano, arriva il fallo della difesa, fallo commesso in particolare dal giocatore in canotta numero 18, si tratta di Gianluigi Prestini, 8 punti finora nella sua partita e 2 falli. Fabio Villani a eseguire la rimessa, servito Mauro Graviano, preso in consegna da Crescini, alza il livello della pressione Crescini, si propone e riceve Mauro Passaretti, poi si va da Romeo Trionfo, 6 secondi per il tiro del Sustentu, mano sinistra, fa tutto da solo Romeo Trionfo, il suo tiro però è molto lungo e si spegne oltre la linea di fondo, rimessa dalla linea di fondo appunto per Iseo a 7 minuti e 25 secondi dal termine del terzo quarto. Acquaviva in possesso del pallone, il giocatore in canotta numero 8 cede poi a Saresera, lo show difensivo di Varrone che poi recupera bene su Scuratti, il pallone perso da Iseo, e questa la difesa che eravamo abituati a vedere da parte del Sustentu, anche se poi sugli sviluppi non si perfeziona il recupero. L'ultimo tocco secondo gli arbitri è di un giocatore in canotta bianco-blu, e allora altra rimessa dal fondo, stavolta in zona d'attacco per Iseo con Crescini che è pronto a rimettere. C'è da asciugare il parquet, allora c'è spazio anche per darvi qualche curiosità nel corso di questa partita, curiosità relativa a uno dei protagonisti attesi, ovvero Alessandro Acquaviva, che agli albori della sua carriera ha maturato un'esperienza negli Stati Uniti alla Fordham University, dove ha avuto modo di giocare assieme all'ex Los Angeles Lakers Smush Parker. È arrivato il canestro intanto per Iseo, 35-40, accorcia sul meno 5 la formazione bresciana, 6:50 al termine del terzo quarto, con Trionfo ancora spalle a canestro contro Crescini, può batterlo usando il fisico, il contatto su Trionfo che non è falloso secondo gli arbitri. Allora Iseo per accorciare ancora con Saresera, Prestini spinge su Passaretti che cerca l'anticipo, non è regolare il suo tentativo a detta della coppia arbitrale, allora fallo per Mauro Passaretti che sta facendo respirare a questo punto del match Laguzzi. Primo fallo del lungo ex decimo, sempre più 5 Sustentu, fallo tecnico alla panchina, fallo tecnico in particolare sanzionato all'indirizzo di coach Marco Sassaro. Qualche protesta di troppo non ci voleva a questo punto della partita sul più 5 con Iseo che sta cercando di produrre un ennesimo sforzo per la rimonta. Il signor Lanfranco Rubera in particolare è andato a fischiare, ora si spiega con Graviano e Villani, libero del tecnico realizzato da Crescini che sale dunque a quota 15 punti segnati. Iseo sul meno 4 e non tornava a una distanza così ridotta da parecchio tempo la compagine giallo-blu. Qui Saresera fuori per Acquaviva, preso in consegna da Trionfo, ancora Trionfo, poi il pallone per Prestini che prova a far saltare Passaretti, ci riesce Prestini, gran giocata qui di Gianluigi Prestini, 10 punti, sale in doppia cifra anche lui, meno 2 Iseo, attenzione perché il Sustentu ora ha solo 2 lunghezze di vantaggio e qui Varrone non si intende con Graviano, momento di difficoltà ora per i Pirati. Ce ne sono stati altri nel corso della partita, li hanno sempre gestiti bene i giocatori sestesi e vediamo se riescono a proseguire sulla stessa scia. Qui è buono l'anticipo di Passaretti che non vuole far ricevere Prestini, spalle a canestro, e questa la scelta tattica del Sustentu. Rimessa dal fondo ancora con Crescini a incaricarsene, Crescini che dà un'occhiata a Saresera, Saresera che riceve, va a cercare il pallone Graviano, palla contesa chiamata dagli arbitri e Freccia che premia Iseo, ma ottimo segnale difensivo ancora per i Pirati con Graviano che chiede l'asciugatura del pallone. Esce intanto Capitan Villani, torna in campo Mirko Pilo, abbiamo detto già in precedenza, giocatore
con punti nelle mani è il miglior realizzatore in stagione del Sustentu con 13 di media. 5,54 per chiudere il terzo quarto, parziale favorevole a Iseo, parziale aperto di 8-0 per i giallo-blu che erano sotto sul 40-30, sono tornati ora sul -2, 40-38. Qui anche una spinta per cercare di smarcarsi dalla pressione di Graviano a opera di Saresera. Poi c'è Acquaviva in punta che cede ancora l'indirizzo di Saresera, lavora dal palleggio, si prende il tiro, lo sbaglia, vola letteralmente a rimbalzo Prestini, ancora il pallone per Iseo con Acquaviva che finta il tiro, poi Crescini da 3 punti, primo ferro, rimbalzo conquistato da Passaretti, prova a correre il Sustentu, qui anticipo però ottima lettura difensiva di Acquaviva, contropiede 2 contro 2 con Crescini che realizza il canestro della parità a quota 40, parziale aperto di 10-0 e time out chiamato da Marco Sassaro che ora si sgola per cercare di far reagire i suoi ragazzi quando mancano 5 minuti e 17 secondi prima dell'ultimo mini intervallo al Palamellano. Rimessa dal fondo già eseguita da Nicoleli, allunga la difesa Iseo, parte cruciale del match questa con Graviano che via molto bene dietro la schiena, scarica ottimamente per trionfo, grande uscita dal time out per il Sustentu che dunque spezza questo parziale di Iseo, parziale di 10-0 che lo ricordiamo ha riportato la situazione in parità a quota 40 ma davanti. Ora ci sono nuovamente i Pirati sul 42-40, è entrato in campo anche Edoardo Melis, il tiro preso e sbagliato da Acquaviva, rimbalzo di Pilo, poi il pallone ceduto a Nicole Elia che lo porta in zona d'attacco, preso in consegna da Saresera, il blocco di Edoardo Melis che poi rolla dentro, sale nuovamente per bloccare, ancora sul cambio difensivo, il pallone poi consegnato a Mauro Graviano, 8 secondi per il tiro del Sustentu con Mauro Graviano che prova a trovare lo scarico coi tempi giusti, anche stavolta all'indirizzo di Meo Trionfo, più 4 Sustentu, ottima reazione in uscita dal time out per i ragazzi allenati da Marco Sassaro. 44-40, nuovo più 4, vediamo come risponde Iseo, qui Crescini sulla pressione di Pilo, si torna in punta dove c'è Saresera che attende l'arrivo dall'altra parte di Acquaviva, ottimo il primo passo di Acquaviva fermato dal fallo evidente di Nicola Elia. Cambio per coach Mazzoli, torna in campo Marco Azzola, guardia del 1994, esce Acquaviva ancora senza punti nella partita, 0 su 2 da 2, 0 su 3 da 3, una palla persa. Queste sono le cifre della sua partita. Intanto seguiamo proprio Azzola da 3 punti, primo ferro e poi il pallone che si arrampica sul tabellone, per fortuna dell'Accademia decide poi di uscire il pallone, poi gestito in zona d'attacco da Mauro Graviano, taglia dentro Romeo Trionfo, si prende il centro dell'area, Pilo che poi cerca uno scarico in emergenza, non lo trova, poi va a redarguire Edoardo Melis, lo stesso Mirko Pilo, attacco di Iseo con Graviano che va a cercare il pallone sulla ricezione, spalle a canestro di Prestini, fallo di Graviano, dovrebbe essere il secondo della sua partita se non ricordiamo male, e così e dunque quinto fallo del terzo quarto per il Sustentu. Ci sono liberi per Gianluigi Prestini che fino a questo momento è protagonista con 10 punti, 5 su 9 da 2, 0 su 1 da 3, 3 rimbalzi e questo errore dalla lunetta con coach Mazzoli che si dispera in panchina. Ancora una chance per Gianluigi Prestini nel frastuono del Palamellano, riesce a mandare a segno il secondo libero. 41 Iseo, 44 per i Pirati che tornano in zona offensiva con il pallone affidato nelle mani di Mauro Graviano, ancora Mauro Graviano a ricevere il pallone di ritorno di Edoardo Melis, poi ricezione in punta di Edoardo Melis, taglio backdoor non servito di Pilo. Ora Pilo che si prende però il tiro dall'angolo molto corto, ma c'è il rimbalzo, Romeo Trionfo stoppato in maniera irregolare da Scuratti, potrà andare in lunetta Romeo Trionfo, gran prestazione finora la sua prestazione da Romeo Trionfo, 13 punti con 5 su 8 da 2 e 3 su 3 i liberi. Attenzione anche i cambi per Iseo con Giorgi che torna sul parquet, è uscito Acquaviva. 2 liberi per Romeo Trionfo,
fino a questo momento a segno con 6,5 punti di media. Qui segna il primo libero e sale così a quota 14 nella sua partita. Il top scorer del match rimane Diego Crescini per Iseo con 17 punti, 2 su 2 per trionfo. E allora 46-41, nuovo più 5 per i Pirati. Elia forte sul tentativo di Azzola, dall'altra parte c'è Crescini. Ora Saresela si lamenta ancora della fisicità degli avversari. Mauro Graviano nelle situazioni di blocco in particolare. Ora la circolazione ancora per Azzola, arresto e tiro appoggiato al tabellone, esecuzione pulitissima per Azzola che trova altri 2 punti che permettono a Iseo di tornare sul -3. 46-43, Romeo trionfo dall'altra parte per Graviano, accoppiato ancora con Saresera. Qui è un po' un rischio sulla ricezione di Mirko Pilo, esce fuori dal blocco, dall'altra parte Nicola Elia si propone, vuole ricevere Melis che poi va a bloccare, corre il rischio di portare ben 2 avversari su su Nicola Elia, però ci mette dall'altra parte la tripla Mirko Pilo, è la specialità della casa. Mirko Pilo, quinto punto della partita, finisce per terra Graviano, non c'è sfondamento da 3 punti. Crescini stavolta sbaglia, lotta a rimbalzo Graviano, l'ultimo tocco è di Saresera. 49-43, sustento più 6, è pronto a tornare in campo Fabio Villani, rimessa dal fondo invece appannaggio di Nicola Elia. Cambi con Graviano che esce anche Crescini che va a riposare ed è entrato in campo per Iseo il giocatore in canotta numero 4, si tratta di Leone. Rimessa dal fondo, dicevamo, in favore del Sustentu con Villani che ha ricevuto in questo istante, chiamato lo schema 2 minuti e 10 secondi al termine del terzo quarto. Melis la sua ricezione, poi il pallone di ritorno ancora per Villani, esce dai blocchi bene Elia che trova Romeo trionfo, tiro dall'angolo, stavolta ha sbagliato, buono il rimbalzo di Giorgi, prova a partire con la transizione Iseo, qui bene Saresera su Pilo e poi lo scarico in angolo, anzi fuori per Leone, ancora dentro per Giorgi, grande attacco qui di Iseo che muove benissimo il pallone, trova il canestro del -4 sul 45-49. Villani dall'altra parte ancora per Edoardo Melis, qui Mirko Pilo, arresto e tiro con spazio, a segno, gran mano ancora per Mirko Pilo che riporta il sustento sul più 6. 51-45 il punteggio, 1:20 per chiudere il terzo quarto. Qui il pallone per Leone contro 2 avversari, tiro fuori equilibrio, si è un po' intestardito nella soluzione personale. Qui il play di Iseo che fa arrabbiare il suo allenatore. Allora il sustento per affondare ancora il colpo con Fabio Villani, mano destra, lo scarico per trionfo in ritmo da 3, la finta fa saltare Prestini, extra pass per Villani dall'angolo, errore, pallone sul secondo ferro. Prestini poi riesce a servire Azzola, ancora Azzola dentro a tutta velocità, appoggia un comodo layup del nuovo -4 Iseo sul 47-51. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questo terzo quarto al Palamellano con Villani che attende l'uscita dei blocchi di Pilo, spazio per la tripla Pilo, stavolta però è fuori misura la sua conclusione. Leone a tutta velocità, contropiede 2 contro 2, qui Villani sporca il passaggio, arriva prima di tutti Azzola e poi si divora il canestro e poi Melis che va a spendere il fallo terminale su Giorgi per impedire il canestro con fallo. Ha chiesto timidamente anche il fallo antisportivo il giocatore di Iseo, intanto rimane a terra un giocatore del Sustentu. Giorgi è pronto in lunetta nel frattempo per i suoi liberi, si tratta di Nicola Elia, dolorante, viene aiutato a rialzarsi il classe 76, giocatore del Sustentu, vediamo se riesce a rimanere in campo. Giorgi in lunetta, dicevamo, 2 punti finora per lui, 1 su 1 dal campo, un assist. Queste le sue cifre finora, viene asciugato anche il parquet. Elia sembra in grado di proseguire il gioco. Giorgi ancora pronto in lunetta, può cercare di riportare Iseo sul -2, 49-51, finora -4 per i bresciani, 51-47 il punteggio. Tutto pronto ora per l'esecuzione dei liberi da parte di Giorgi che segna il primo. C'è Iseo sempre lì a contatto, 48-51, 25 secondi, 11 per chiudere il terzo quarto.
fatto 1 su 2, ma il rimbalzo ancora concesso a Prestini, errore madornale questo per il Sustentu, che ora deve stare attento alla possibilità addirittura di aggancio, nuovo aggancio da parte di Iseo. Leone va dentro, corridoio di penetrazione libero sulla sinistra, canestro del -1, 51-50, prova a chiudere in crescendo il terzo quarto il basket Iseo. Intanto arriva una chiamata di fallo antisportivo sul dietroschiena di Mauro Graviano, che aveva ancora una volta mandato al bar il suo diretto avversario. Allora potrà andare in lunetta con 2 liberi più possesso, chiamata giudicata severa questa da coach Mazzoli nella panchina di Iseo. Graviano segna il primo libero, sono tiri importanti questi, punti importanti dalla lunetta, cronometro fermo per il Sustentu che torna sul +2, ancora una chance per Mauro Graviano che fa 1 su 2, ci sarà però ancora spazio per un tiro nelle fila del Sustentu e torna ovviamente Nicola Elia, l'uomo dell'ultimo tiro, clutch player come si dice in gergo, l'uomo designato per i tiri dell'ultimo secondo. Vediamo se è lui a prendere, ricezione per Graviano, ancora dietro schiena, qui perde il contatto col pallone Graviano. Villani da 3 punti in tempo utile, non trova però la via del canestro, pur nelle difficoltà il Sustentu era riuscito a trovare un buon tiro. Termina il terzo quarto al Palamellano, davanti c'è ancora il Sustentu sul +2, 52-50 il punteggio. Inizia l'ultimo quarto di gioco al Palamellano, +2, Sustentu 52-50. Ora Graviano in possesso del pallone, cerca e trova Romeo Trionfo, si propone Passaretti che è tornato in campo nel frattempo nelle fila del Sustentu, poi Villani fa circolare rapidamente per Pilo, spalle a canestro, ancora una volta un isolamento per Meo Trionfo, mano sinistra per Trionfo che cerca lo spazio, muove però il piede d'appoggio e commette una evidente infrazione di passi, palla persa dal Sustentu. Anche lo stesso Trionfo se ne era accorto e ha dato l'ok all'arbitro. Il possesso ora per Iseo con Giorgi che fa circolare all'indirizzo di Veronesi, palla dentro per si tratta di Azzola, 1 contro 1 con Villani, il tiro cadendo all'indietro è sbagliato, lotta al rimbalzo Iseo che riconquista il pallone, ancora un errore per Azzola, rimane lì la sfera, si lotta nella tonnara del pitturato bianco-blu. Ultimo tocco di un giocatore del Sustentu e rimessa dal fondo ancora per Azzola che riceve il pallone in questo istante. Ora fuori si va da Leone, si propone e riceve Veronesi, guarda il canestro, si prende la tripla, la manda sul primo ferro. Veronesi, rimbalzo conquistato da Mauro Graviano che può portare ordine nell'attacco del Sustentu, sempre in vantaggio di 2 lunghezze i pirati sul 52-50. Passaretti ora per Pilo, esce dai blocchi, ancora Graviano, creato lo spazio per la penetrazione di Pilo, sfortunato però qui Pilo nell'appoggio, recupera Iseo che torna in attacco per il possibile pareggio, addirittura per il sorpasso. Veronesi sbaglia, qui Pilo riesce all'ultimo istante ad arpionare questo pallone, poi in ritardo lo scivolamento di Veronesi sul cambio di mano del giocatore ex Dinamo Sassari, fallo su Pilo e torna in campo Guillermo Laguzzi dopo questo lungo riposo. Esce Romeo Trionfo nelle fila del Sustentu. Trionfo fino a questo momento protagonista con 17 punti, top scorer della partita assieme a Diego Crescini. Rimessa dal lato che viene eseguita da Fabio Villani, il blocco di Passaretti, poi palla dentro sul taglio ottimo di Passaretti che si divora un canestro che sarebbe stato molto importante. Leone qui fa commettere un evidentissimo fallo di sfondamento su Graviano che dal canto suo è bravo a mettersi in posizione corretta con coraggio. Fallo su Mauro Graviano che ha un gesto di stizza, rialzandosi la panchina del Sustentu a dare indicazioni in maniera energica a Mauro Passaretti. Ora qualche piccolissimo problema anche per Fabio Villani che va ad applicare del ghiaccio spray sulla sua mano destra. Rimessa dal fondo per il Sustentu, sempre sul +2, 52-50, 8 minuti 31 secondi prima del termine di questa avvincente partita che Directa Sport vi sta offrendo. Ancora
una volta, weekend molto intenso sui nostri schermi, tanto basket ma anche calcio e volley con il Capodorso Palau sui nostri schermi. Intanto seguiamo l'attacco del Sustentu, Passaretti forte qui, subisce però la stoppata di Prestini, parte la transizione giallo-blu con Acquaviva, anzi Azzola che realizza il canestro in contropiede che vale la nuova parità. E allora 5-2, il Palamellano prova ancora una volta a suonare la carica, Graviano ferma il palleggio, arriva Pilo che si crea il vantaggio su Azzola da 3 punti, secondo ferro per Pilo, attenzione a Prestini, di tocco per Azzola da 3 punti, il tiro che viene sputato dal ferro, qui qualcuno dall'alto forse ha voluto bene al Sustentu con questo pallone che ha danzato sul ferro e poi ha deciso di uscire, pallone che sarebbe valso il vantaggio sul +3, primo vantaggio della partita, se non ricordo male dovrebbe essere così, sarebbe stato quantomeno per il basket Iseo. 52-52 si rimane in perfetta parità con Passaretti che è tornato in panchina, c'è al suo posto ancora Guillermo Laguzzi che lo ricordiamo ha aggravato di 3 falli nel corso di questa partita. Qui Azzola forte su Pilo, riceve Mauro Graviano, sale per il blocco Laguzzi, il gioco a 2 con un fischio arbitrale per sanzionare ancora il fallo commesso da Giorgi sul tentativo di penetrazione di Mauro Graviano. Coach Mazzoli non è convinto di questa scelta arbitrale rimessa dal lato per il Sustentu. Vediamo se gli arbitri sono zelanti come è successo in precedenza con coach Marco Sassaro. Non è così, ancora dietro schiena di Graviano, forte con il fisico su Saresera, sfortunatissimo qui Mauro Graviano che però può insistere in questo tipo di soluzione che è assolutamente nelle sue corde. Azzola sullo show difensivo di Laguzzi, ancora Azzola sul perimetro, Giorgi la finta e poi il tiro da 3 sbagliato, buono il rimbalzo di Villani che prova a innescare ancora Graviano al piccolo trotto, attende l'arrivo di Laguzzi per il blocco, si va a spalle a canestro da Trionfo che usa bene il fisico, ancora Prestini che qui scivola a terra come se fosse stato colpito da un colpo di pistola. A mio avviso c'erano invece gli estremi per la simulazione di Prestini che stava cercando di andare a terra già da diversi secondi. Gli arbitri abboccano al suo gioco di esperienza e allora fallo in attacco di Romeo Trionfo che fa perdere un po' di ritmo al Sustentu. Si rimane in parità a quota 52 a 6 minuti e 50 dal termine del match. Possesso per Iseo con Saresera dal palleggio, ora c'è Giorgi sulla pressione di Laguzzi, Crescini, ancora Saresera in punta, attende l'arrivo di Azzola che scivola però sul parquet, sfortunato qui Azzola, allora il recupero del Sustentu che deve assolutamente capitalizzare, lo scarico per Graviano e poi Villani, ha spazio per la tripla Trionfo che però non si fida del suo tiro da 3, si prende la tripla invece Capitan Fabio Villani che fa esplodere il Palamellano. 55-52, +3 Sustentu, Saresera dal palleggio, Crescini sul blocco, ottimo lo scarico ma è ovunque Fabio Villani che recupera anche questo pallone, poi è sfortunato però perché pesta la linea laterale, ma ci sono solamente applausi per il capitano del Sustentu che in precedenza si è preso la tripla che aveva invece rifiutato con tanto spazio Romeo Trionfo, qui è andato a un passo da un ennesimo recupero. Fabio Villani +3 Sustentu, 55-52, vediamo anche le cifre di Fabio Villani, 3 punti, anzi 6 punti ora con la tripla realizzata in precedenza, anzi dovrebbero essere 3, viene aggiornato proprio in questo istante il box score sul nostro computer, allora sono 6 stavolta in maniera definitiva i punti di Fabio Villani che è stato protagonista di una partita maiuscola soprattutto in zona difensiva con tanti recuperi. Qui si occupa anche di andare ad asciugare il parquet in prima persona, ci manca soltanto che vada ad annotare anche sul referto i canestri che lui stesso realizza. 6 minuti 4 secondi ancora per chiudere questa partita con
la rimessa dal fondo per il basket Iseo. Diego Crescini a ricevere il pallone, ora Saresera rischia il fallo Graviano, c'è Acquaviva in punta per Iseo, poi ancora Crescini, scivola anche Villani in quella zona del campo, tripla aperta per Saresera che sbaglia, pallone cortissimo, ma attenzione perché c'è da asciugare il parquet in una zona del campo dove diversi giocatori in precedenza sono scivolati, rischiando tra l'altro di farsi anche male. Lavora sul blocco Graviano, qui è uno scarico difficile da amministrare per Villani che trova dall'altra parte, o meglio cercava di trovare Graviano, capisce tutto Saresera dall'altra parte, la finta, arresto viziato però da un'infrazione di passi di Saresera con il suo perno che scivola nel tentativo di mandare al bar il suo avversario. Palla persa da Iseo, sospiro di sollievo al Palamellano con la rimessa dal fondo che sarà appannaggio allora del Sustentu. 5:28 prima della chiusura di questa partita, più 3 Sustentu, 55-52. Coach Sassaro va a catechizzare Mirko Pilo, allunga la difesa, ancora Iseo con Crescini a disturbare la rimessa di Villani, riceve Trionfo, qualche difficoltà, Trionfo deve poi ancora cedere il pallone a Villani e lui in questo momento il playmaker del Sustentu che qui è sfortunatissimo dal suo canto, però Iseo che propizza questa palla persa andando ancora con decisione su tutte le linee di passaggio. Prestini fa circolare per Crescini, poi Acquaviva fuori dai blocchi, mano destra per Acquaviva, qui accoppiato con Trionfo che accetta il cambio difensivo, fallo in attacco di Prestini su Mirko Pilo, giocata di esperienza, bravo qui il giocatore sassarese a prendersi questo fallo che permette al Sustentu di respirare e di rimanere soprattutto sul più 3. Secondo fallo della partita per il giocatore di Iseo. 5 minuti, siamo alla metà esatta di questo ultimo quarto di gioco al Palamellano col Sustentu sempre in vantaggio di 3 lunghezze. Villani riceve poi cede il pallone all'indirizzo di Romeo Trionfo, prova a uscire dai blocchi Graviano accoppiato con Saresera, vuole palla in angolo Pilo, si sente carico per il tiro, gioca invece l'1 contro 1 Mauro Graviano che trova il fallo della difesa, fallo che gli permetterà di andare in lunetta con 2 liberi. Quinto fallo del quarto per Iseo che ha già speso dunque il proprio bonus. 4:44 per chiudere la partita con Mauro Graviano in lunetta, 5 punti finora per lui. Il silenzio del Palamellano per favorire la sua concentrazione. Libero assegno per Graviano, applaudono i compagni, applaude il pubblico. Più 4 ora, più 5 col 2-su-2 di Mauro Graviano. 4:44 come già detto al termine della partita. Laguzzi a prendere in consegna Giorgi, lontano da canestro Crescini, poi fa circolare all'indirizzo di Saresera in punta Acquaviva, la finta su Laguzzi, va dentro Acquaviva, scarico all'ultimo istante per Crescini. Prima però c'era stato il fallo che dovrebbe essere stato commesso da Graviano e non da Laguzzi. Fallo di Mauro Graviano, terzo personale per il playmaker del Sustentu che è avanti ora sul più 5, 57-52. Pallone fuori per Saresera, ora Acquaviva che si prende un'altra tripla e riesce a realizzare il suo primo canestro del match con anche un gesto di stizza, canestro della liberazione per Acquaviva, canestro da 3 punti che permette a Iseo di tornare sul meno 2, 57-55. Laguzzi ora un po' di impasse nell'attacco del Sustentu che manda ancora a spalle a canestro. Romeo Trionfo contro Prestini, un cliente non semplicissimo che infatti difende bene ma è più bravo di lui ancora una volta. Romeo Trionfo, 19 nella sua partita, nuovo più 4 Sustentu, gran partita per il giocatore ex Cassino e Montegranaro. Ora attacca Crescini, il pallone in punta per Saresera, Pilo, c'era forse un fallo su di lui, ancora la difesa ottima di Graviano che riesce a recuperare questo pallone. Villani sulla pressione forse fallosa di Crescini, gli arbitri decidono di non fischiare nemmeno in questo caso. Allora il Sustentu che prova a ragionare ancora con Villani, Pilo va dentro, il tiro con parabola è sbagliato, corre Iseo dall'altra parte con Acquaviva, Saresera
contro ancora Pilo, la finta di Acquaviva che va a sfondare in maniera evidente. Stavolta gli arbitri non possono esimersi dal sanzionare questo fallo di Acquaviva. Non è la partita questa di Alessandro Acquaviva, che va a commettere così il secondo fallo della sua partita. Altro recupero da parte del Sustentu, che rimane sul +4, 55 a 59, 3 minuti 9 secondi per chiudere la partita. Le indicazioni della panchina del Sustentu all'indirizzo di Laguzzi, rimessa dal fondo di cui si incarica Fabio Villani. Aperte anche le porte del Palamellano perché si rischia di scivolare anche a causa dell'umidità sul parquet dell'impianto sestese. +4 Sustentu, come detto, occhiata alle statistiche, in precedenza Trionfo è diventato il miglior realizzatore di questa partita, quota 19, staccato Crescini che invece è fermo a quota 17 alle loro spalle. Spicca la prestazione balistica di Gianluigi Prestini con 11 punti, sono invece 10 quelli mandati a segno da Saresera. Tutto pronto ora finalmente per la rimessa dal fondo del Sustentu. Intanto c'è ancora da parlare in panchina con il signor Rubera, che va a dialogare con coach Sassaro Redarguito. Arriva un richiamo ufficiale per l'allenatore dei Pirati. Rimessa dal lato e non dal fondo per il Sustentu con Trionfo. Qui Prestini aveva oltrepassato la linea laterale per cercare di mettere pressione a Trionfo. Non se ne sono accorti gli arbitri. Poco male per il Sustentu, che è già in zona d'attacco. Laguzzi fa circolare per Villani. Dal lato debole si propone poi ancora il giocatore del Sustentu. Laguzzi fa circolare per Trionfo da 3. Romeo Trionfo. Sustentu che prova a scappare sul 62 a 55. Stavolta si è fidato della sua mano mancina Trionfo. Qui Crescini intanto fa saltare Villani e poi da 3 ancora Iseo, stavolta con Leone, non molla di 1 centimetro Iseo. Partita che è ancora apertissima, 62 a 58, +4 per i Pirati. Laguzzi a bloccare su Graviano, poi si propone e riceve Mirko Pilo, si va a spalle a canestro da Laguzzi contro il giocatore in maglia numero 18, si tratta di Scurati e poi da 3 Trionfo, primo ferro a rimbalzo, si allacciano Prestini e Laguzzi, trova il fallo Guillermo Laguzzi con energia sotto le planche. Il giocatore argentino che va a ricevere l'incoraggiamento dei compagni deve uscire dalla partita. Scuratti, il giocatore in maglia numero 18 di Iseo, che non a caso è il giocatore più falloso del campionato, ne commette oltre 4 di media a partita, esce anzitempo di scena anche oggi Stefano Scuratti, giocatore in maglia numero 18 di Iseo, che non vedremo più protagonista nel corso di questa partita. 2 liberi per Guillermo Laguzzi, liberi di fondamentale importanza. Segna pur con qualche patema il primo Guillermo Nicolas Laguzzi. +5 Sustentu, 63 a 58 il punteggio, mantiene la testa del match il Sustentu. Ora ancora a segno con Laguzzi dalla lunetta, sono 8 i suoi punti. Ora attacca Iseo ancora con Acquaviva, sale Prestini per il blocco che poi taglia dentro Leone sulla pressione di Graviano. Il giro sul perno di Leone che vuole andare dentro e fare tutto da solo, finisce poi col deragliare col pallone in mano. Recupero Sustentu con Capitan Villani a gestire il pallone in attacco, passaggio consegnato per Graviano, è pronto Laguzzi per il blocco su Crescini, sale ora il giocatore argentino, ancora Graviano, 6 secondi per il tiro, deve affrettarsi il Sustentu, si incarta un po' Graviano che perde poi il pallone. Allora dall'altra parte prova a capitalizzare Crescini con questo tiro un po' curioso in controtempo, riesce a realizzare il canestro del -6 Iseo. 6-4 per i padroni di casa, 5-8 per gli ospiti. Time out in campo, a chiamarlo è stato coach Marco Sassaro.
Si torna a giocare al Palamellano dopo il time out. Laguzzi consegnato all'indirizzo di Graviano, si va poi da Fabio Villani sul blocco di Romeo Trionfo, poi l'anticipo intelligentissimo di Prestini su Laguzzi. Prestini è già dall'altra parte, attende poi l'arrivo dei compagni, chiamato lo schema L da parte di Leone, che trova il pitturato libero ma sbaglia il canestro del possibile -2, sempre più 4 su Stentus sul 64-60. Villani da Laguzzi, ancora qualche rischio sulla pressione di Iseo. Laguzzi va dentro con la mano sinistra, sfortunatissimo Trionfo è lì. Laguzzi prova a controllare, c'è un'autentica tonnara nel pitturato, poi ci mette una manona Crescini sul polso di Pilo. Si guardano in cagnesco i due, con Crescini che ci ha messo forse un po' troppa energia, tutto sotto controllo. Comunque Pilo, giocatore di grande esperienza, sa anche come gestire questi momenti, fallo che permetterà dunque al giocatore classe 88 di andare in lunetta con 2 liberi. Fallo deciso, dicevamo in precedenza, di Crescini, che qui guarda con uno sguardo non proprio amichevole anche i due direttori di gara. 44 secondi al termine, il sustento è avanti di 4 lunghezze, ora di 5 in virtù di questo canestro realizzato dalla lunetta da Mirko Pilo. Pilo con 7 punti nella sua partita, ancora una chance per lui, 1 su 2, sta avendo qualche problema ai liberi nel corso di questa stagione Pilo, proprio lui che è un tiratore da 3. Iseo col miracolo dall'angolo di Acquaviva, -3, 6-5, 6-2. I giochi sono ancora aperti a 35 secondi dal termine. Graviano in possesso del pallone, sale Laguzzi per il blocco, ancora Mauro Graviano che cerca di dare un'occhiata ai compagni, vuole giocare l'1 contro 1 contro Acquaviva, lo sfida dal palleggio, va dentro dopo il crossover. Graviano non trova però il canestro, l'ultimo tocco a rimbalzo è di Leone che si dispera. Ancora spazio per l'attacco del Sustento, a 16 secondi e 6 decimi dal termine c'è un fischio arbitrale per un time out chiamato stavolta da coach Mazzoli, tecnico di Iseo. Rimessa dal fondo per il Sustento a 16 secondi e 6 decimi dal termine. Tiro veloce per Laguzzi, dentro! Esplode il Palamellano. Boato, impressionante il Sustento col canestro del +5 a 14 secondi e un decimo dal termine. Altro time out in campo. Ancora a chiamarlo è stata la panchina di Iseo. ...14 secondi al termine. Iseo che ci prova alla disperata con Saresera, la ricezione, poi il pallone fuori per Crescini da 3 punti. Crescini, primo ferro, rimbalzo di Leone che tiene lì Leone, la stoppata di Laguzzi che è irregolare secondo gli arbitri. 7 secondi 2 decimi, ci saranno 2 liberi per Leone, giocatore di Iseo che arrivava a questo match come miglior realizzatore al pari di Prestini con 11,5 di media. Quest'oggi un po' in ombra, soli 2 punti segnati fino a questo momento per lui. 1 su 2 dal campo, non ha ancora tirato dalla lunetta Andrea Leone nel boato del Palamellano, sbaglia il primo tiro a cronometro fermo. Leone con braccio un po'
corto, ora 0 su 2 per Leone, più in alto di tutti Laguzzi che tiene lì il pallone come un giocoliere, e poi palla contesa con la freccia che premia ancora Iseo, che potrà rimanere in zona d'attacco con 4 secondi e mezzo ancora da giocare. 5 sono i punti da inseguire per Iseo, dunque rimangono 2 possessi di distanza tra le due squadre. Vediamo cosa si inventa coach Mazzoli in piedi, anche coach Sassaro che qui discute con il tavolo. Rimessa dal fondo per Iseo, 4 secondi e mezzo a un passo la prima vittoria interna del campionato per il Sustento. Bisogna tenere botta per questi ultimi 4 secondi e mezzo. Villani ancora ad asciugare il parquet prima della rimessa di Crescini. Ora è tutto pronto per il rush finale con Leone, e poi la tripla presa da Acquaviva, primo ferro, rimbalzo di trionfo, finisce qui, prima vittoria in casa per il Sustentus Estu che batte il Basket Iseo con il punteggio finale di 67-62. È la seconda vittoria in stagione per i Pirati dopo quella di domenica scorsa a Milano, ed è la prima finalmente davanti al pubblico amico, una autentica liberazione che giunge solo pochi giorni dopo la pessima prestazione interna con quel 82-36 contro Iseo, che ancora grida vendetta. Si sono tolti un altro importante peso quest'oggi i Pirati, che possono guardare con maggior fiducia al prosieguo della stagione e che lasciano Iseo da sola all'ultimo posto in classifica con 2 punti. Volano invece a quota 4 i Pirati. Un'occhiata alle statistiche prima di chiudere. Top scorer dell'incontro Romeo Trionfo con 22 punti, davvero importante la sua prestazione con 7 su 10 da 2, 1 su 2 da 3, 5 su 6 ai liberi. Miglior realizzatore nelle fila di Iseo invece Diego Crescini con 19 punti. Marco Sassaro, pochi giorni dopo quella bruttissima sconfitta contro Desio arriva la seconda vittoria in campionato, la prima in casa. Quali sono le sensazioni? A vederti, insomma, sembra che quest'oggi ci si sia tolto un altro bel peso dalle spalle. No, prima di tutto rinnovo delle scuse doverosissime, perché specificando che nessuno di noi ha voluto quello che poi è capitato mercoledì. Ribadisco il concetto: Desio è un'ottima squadra, meritava di vincere, ma noi abbiamo permesso delle cose che qui in casa non dovevamo permettere. Questo è il rammarico e la rabbia di mercoledì, non viene cancellato dalla soddisfazione di oggi. La soddisfazione è data non dai 2 punti, ma dal fatto che in condizioni fisiche veramente difficili abbiamo avuto un atteggiamento e un carattere che riconosco come proprio delle squadre che alleno, ma soprattutto di questa società, cioè che incarna bene lo spirito della società. Non voglio continuare perché nessuno di noi lo sta facendo, però fare 2 allenamenti dopo Desio, quando hai necessità di stare in campo tutti quanti insieme, riflettere, lavorare, farli con 4-5 persone, tutti gli altri da fare le terapie, credo che non sia quello che un allenatore, una società auspica dal proprio gruppo. È successo questo, noi siamo stati evidentemente più forti anche di questo. Iseo ha fatto, secondo me, una partita di una correttezza esemplare, e questo ci tengo a sottolinearlo, perché a dispetto di una posta che alla 7ª giornata trovo anche ridicolo confezionare una posta così importante a questa partita, però Iseo è venuto veramente tanto di cappello a Iseo e al suo allenatore, perché ha fatto una partita onesta, non ha buttato dentro la partita degli elementi che sarebbero stati sgradevoli, non l'abbiamo fatto nemmeno noi. Credo che la partita alla fin fine, al di là di 2 strappi, uno a testa, sia stata anche godibile per chi l'ha vista. È ovvio che penso che avremmo potuto ottenere di più dallo sforzo che abbiamo fatto, ma in queste condizioni mi devo accontentare. Si è rivisto lo spirito accademia, questa è una cosa importantissima.
No, io penso che si sia rivisto lo spirito di ognuno di noi, che poi ha fatto diventare il brand Spirito Accademia una cosa molto importante l'anno scorso. Però è lo spirito di Marco, di Fabio, di Mauro, di Nicola, e oggi forse abbiamo tirato dentro ancora di più chi non veniva dallo stesso vissuto. Ho visto Varrone esultare, Laguzzi esultare, Varrone al primo canestro, ho visto Laguzzi esultare, ho visto Trionfo fare un canestro molto importante ed esultare. Come dire, quello spirito di appartenenza che è nostro e che nessuno ci deve strappar via in malo modo come ha fatto Desio, noi dobbiamo portarlo a regalo ed estenderlo anche a chi non è stato con noi in questi anni. Coach Mazzoli, quest'oggi la posta in palio era altissima, è arrivata una sconfitta per voi dopo, per una partita tutto sommato ben giocata che vi ha visto lottare punto a punto fino praticamente all'ultimo possesso. Ben giocata, onestamente no, ti posso dire, anzi abbiamo giocato secondo me un'ulteriore pessima partita all'inizio dell'anno e questo si dimostra nei 62 punti fatti e nei 37 subiti a metà partita, che probabilmente ha compromesso poi il risultato finale. Siamo partiti scarichi, siamo partiti molli in una partita in cui per noi era fondamentale vincere, perché giocavamo contro una squadra che era una squadra del nostro livello, una squadra che sta lottando con le unghie per la salvezza in un campionato difficilissimo, in un girone difficilissimo, ma che però ci ha messo il cuore, ci ha messo la voglia, è quello che in questo momento probabilmente a noi manca. Qual è la tua impressione sulla lotta alla salvezza al di là di Iseo e Accademia? Io onestamente penso che le squadre che lotteranno per la salvezza sono 5-6 onestamente, sono Sesto, saremo noi, Desio, anche se adesso con il rientro di Torgano sta sistemando sicuramente le loro rotazioni, San Vendemiano che è una squadra giovanissima e Alto Sevino che è partita bene però adesso sta incappando un po' di partite perse, però c'è da dire che ha avuto un campionato abbastanza difficile in questo momento. Quindi penso che le squadre che lotteranno per gli ultimi posti della classifica siano queste. Poi non è detto, perché io sono convinto anche che se una squadra trova l'amalgama, trova la grinta, trova quel quid in più che può cambiare il ritmo di una partita, può sicuramente incidere tanto in un campionato comunque in cui non c'è partita scontata, perché è vero che ci sono squadre fortissime con cui è veramente difficile giocare, però ci sono tante altre squadre in media classifica con cui secondo me se l'approccio è quello giusto si può mettere in difficoltà qualche partita e sicuramente 2 punti possono compromettere e cambiarti la classifica. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.